dietro la porta, ciò che hai sognato, dietro l'attesa, c'è la sorpresa, qualunque cosa arriverà. E allora davanti, volta la carta, se te la senti, apri la porta, cosa si trova dall'altra parte, se non la apri non saprà. Il tema era il come maschi e femmine abitano i luoghi. Si è rivelato un tema tutt'altro che ozioso, sentito da un uditorio attento, ha suscitato dubbi, ha suscitato riflessioni, anche riflessioni talvolta dolorose. Queste riflessioni, credo, per la prima volta nelle giornate del festival, sono continuate, tanto che poi Gianna, anche stupendosi di questa grande curiosità, ha continuato per circa un'ora e mezzo l'incontro, rispondendo a domande sentitissime e anche toccanti. Sì, è stata un'esperienza interessantissima da questo punto di vista, perché in realtà il nostro desiderio era accendere l'uditorio con questo tipo di tema, perché è vero, uomini e donne abitano i luoghi, gli spazi in modo differente, ma è stato abbastanza sorprendente vedere con quanto calore, passione e sincera curiosità è messa in gioco abbiamo svolto la parte seconda dell'incontro, un'ora e mezzo, quasi 2. Sì. E forse saremo ancora lì se non ci fosse stata questa intervista. Limite. Quindi è stato veramente un ottimo incontro. Ci tengo a dire l'ultima cosa, la cosa preziosa di questo incontro sulla differenza e sull'abitare i luoghi in maniera diversa fra maschi e femmine ha avuto secondo me il suo pregio nell'incontro con Giorgio Todde, che è stato un incontro molto fertile, molto felice, quindi grazie Giorgio. Io ringrazio Gianna perché mi sono scoperto, grazie anche al suo insegnamento, un sostenitore della differenza, che per me è assurda come il paesaggio e come l'ambiente è un bene culturale irrinunciabile. Il mio desiderio venendo qua era far comprendere che il tema della differenza è il tema. E qualsiasi cosa in questo momento agiti le nostre coscienze, i nostri cuori, i nostri fegati, quello della differenza è quello più capace di riassumerle tutti. Quindi sono felice che in qualche modo ci siamo riusciti. Spero. Grazie.